Va il progetto del team dell'Istituto Marconi di Padova, il primo posto nell'Hackathon 2021 di ITS Red Academy dedicato all'efficienza energetica. I ragazzi della quinta A e quinta F, componenti il team, si sono giudicati la vittoria progettando nei minimi particolari una baita ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale immersa nelle Alpi friulane. Sul podio insieme ai ragazzi dell'Istituto Marconi due team formati dagli studenti della quinta A e quinta B che si sono classificati secondi e dell'altro team dei ragazzi della quinta A e quinta B arrivati terzi dell'Istituto per Geometri Belzoni di Padova. Hackathon 2021 ha fatto competere per 3 giorni 70 ragazzi dell'ultimo anno delle superiori, ponendoli di fronte alla sfida progettuale di rendere più efficiente e sostenibile una baita costruita nel verde delle montagne. La competizione ha visto partecipare studenti di Padova, Treviso e Cittadelle. I ragazzi partecipanti hanno creato team di 4 persone e si sono sfidati per trovare la soluzione più efficace e innovativa per rendere la costruzione altamente efficiente. Hackathon 2021, sottolinea Cristiano Perale, presidente di ITS Red Academy, è stata una straordinaria esperienza formativa e professionale per i ragazzi. Lo si vede dall'alta qualità dei progetti presentati, dall'impegno dimostrato e dalle belle idee che sono emerse. In particolare avevamo chiesto che i ragazzi si concentrassero anche nella presentazione del progetto perché la comunicazione è parte fondamentale della nostra attività. È stata una grande esperienza, racconta Matteo Zampieri, portavoce del team vincitore. E come gruppo ci siamo impegnati molto per superare i nostri limiti e per applicare al massimo le conoscenze teoriche che abbiamo appreso. Credo che l'elemento che ci ha fatto vincere sia stato il grande lavoro che abbiamo svolto come gruppo.